Lo specchio con Dynoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Buonasera, oggi con Lo Specchio andiamo in noir e in giallo con un ospite che conosce molto bene questo genere letterario, innanzitutto perché lo scrive e poi lo studia pubblicando saggi al riguardo e poi anche lo divulga in radio e in televisione e a Massagno come direttore artistico della rassegna Tutti i colori del giallo. Lui poi è un critico musicale specializzato nel rock ed è anche attivo come sceneggiatore di fumetti ed è tanto altro. Cosa? Lo scopriamo insieme al nostro ospite, lo scopriamo insieme a Luca Crovi. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per avermi invitato. Allo specchio. Lo specchio è un oggetto un po' mefistofelico. Io tendo a non guardarmi, se si può. Preferisco che mi guardino gli altri. Non si sa mai che scopro qualcosa di negativo. Qui infatti la guardano gli altri da varie prospettive. È un po', diciamo, lo spirito del nostro programma, quello di raccontare la persona che sta oltre al personaggio pubblico. Ma di specchi ne ha incontrati tanti nella letteratura di genere noir e giallo. Beh, diciamo che ce ne sono tantissimi, a partire da quello di Alice che passa attraverso lo specchio. Potrei dirvi anche lo specchio dove non dovrebbe guardarsi Dorian Gray perché sta invecchiando e c'è il quadro che racconta la verità della sua decadenza. Potrei parlarvi anche dello specchio, quello delle mie brame, no? Quello delle favole. Potrei guardare anche lo specchio del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per dire un altro. Oppure lo specchio davanti al quale si spaventa la creatura di Frankenstein quando vede se stessa che è fatta di tanti pezzi di altre persone che sono state cucite. E nella storia della suspense lo specchio riguarda anche un rapporto con il nero, con l'altro, con l'oscuro, con l'inferno. C'è un film di Aja che si chiama Mirrors con Kiefer Sutherland che racconta che dagli specchi ci può arrivare un passato negativo che ci può ghermire in qualche modo. E lo specchio può essere uno specchio vero di vetro o uno specchio d'acqua anche, dove tu ti guardi e potresti finire lì dentro e non risalire più. È un po' un oggetto del narcisismo femminile, sì, ma anche maschile. Ma per tutti e due per vale. Tutti e due vale. Assolutamente. Certo. Allora, siamo partiti alla grande con questo ritmo indiavolato dei Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. È un pezzo meraviglioso, perché mi permette di raccontarvi che è un pezzo in origine scritto da Solomon Burke, che venne poi suonato da Burke assieme ai Rolling Stone, che lo rincisero riportandolo in classifica, e poi se ne riappropriò Wilson Pickett. Quando i Blues Brothers decidono di avere un identificativo, che era un identificativo prima per il Saturday Night Live, che era la trasmissione dove Dan Aykroyd e John Belushi andavano in onda, decidono che Everybody Somebody to Love sia il pezzo, ed è il pezzo chiave di un film come The Blues Brothers di John Landis. È un filmone bellissimo, c'ha il numero più alto di macchine distrutte in un film. Sì, esatto, non hanno badato a spese. No, e poi una quantità di musicisti che vanno da Cab Calloway a Ray Charles, a Rita Franklin, sì, che partecipano alla colonna sonora, e un'esecuzione di questo pezzo meravigliosa. Ma io poi sono molto legato a John Belushi, non solo perché ho amato Animal House e anche Chiamami Aquila, ma perché è nato il 24 gennaio come me. Ecco, quindi c'è acquario. Segno acquario. Segno acquario. Quindi mi sento molto vicino a John Belushi, anche se per fortuna non sono morto così presto. Ho capito. Io 25 gennaio, quindi siamo perfetto, in buona compagnia. Perfetto, Insomma, mi fa piacere sotto il segno di John Belushi. Esattamente. Allora, Everybody Needs Somebody to Love, tradotto molto semplice, tutti abbiamo bisogno qualcuno da amare. In questa prospettiva lei è soddisfatto, è sul pezzo? Sì, sono sul pezzo, ho una moglie con la quale sono sposato da più di 35 Come si dice, anni. felicemente sposato. Ho 4 figli, di cui 2 sono gemelli, e devo dirvi che quando dobbiamo andare in vacanza ci piace andare in vacanza tutti insieme, anche se i miei figli ormai sono grandi, cioè uno ce n'ha 21, i gemelli ce n'hanno 19, la più piccola 17, ma sono tutti in qualche modo dei performer, per cui ho quelli che cantano, quelli che suonano,
quelli che cucinano e quelli che nuotano. E quelli che leggono i suoi libri? E quelli che leggono i miei libri sono in particolare mia figlia più piccola, che fa la violinista al conservatorio, perché lei legge i miei libri assieme a quelli di Stephen King e a quelli di Neil Gaiman. E questa cosa mi piace perché sono due miei scrittori che ho sempre amato. Ma Stephen King non avrebbe meritato un premio Nobel? Sì, anche Cioè, un perché sembra anche quasi un un'eresia dirlo, anche però un Pulitzer, ma non perché glielo sembra daranno prevalga mai. l'idea che la letteratura di genere giallo sia una letteratura di serie B ancora così. Lui in realtà ha superato i generi, nel senso che anche nella saggistica, nei memoir, nei racconti horror, insomma, è leader di mercato. E io devo dirvi che mi sono fatto un regalo molti anni fa. Io sono andato al cinema Rex, al Grand Rex a Parigi, a vedere l'incontro tra King e il pubblico. Furono 3 ore e mezza in cui lui si raccontava senza rete ed era meraviglioso, perché ognuno di noi era con lui sul palco, e chiuse leggendo un'anteprima di Dottor Sleep, che è il seguito a distanza di Shining. Lui ha un modo di rapportarsi con i lettori di cuore, di portarli con se stesso fin dall'introduzione dei suoi libri, e devo dirvi che non li ha mai traditi. Abbiamo parlato d'amore, abbiamo già introdotto il tema famiglia e abbiamo dato la data, il 25 gennaio, manca l'anno di nascita di Luca Crovi. 24 gennaio 1968. Ecco, quindi essere nato nel 68 non necessariamente significa essere figlio di un sessantottino. Papà Raffaele Crovi, celebre giornalista, scrittore, anche poeta, autore televisivo, autore teatrale, e se non sbaglio è stato anche attivo politicamente nella Democrazia Cristiana, quindi una figura di spicco della cultura italiana, di un certo peso, di una certa anche serietà. Ora io non voglio scomodare Edipo, ma posso chiederle, lei che rapporto ha avuto allora, con io ho avuto papà? un rapporto molto giocoso con mio padre, nel senso che era l'uomo che portava i libri a casa, era quello che portava i dischi ed era quello che portava anche i suoi amici, i suoi ospiti. Per cui tenete presente che quando io sono nato mio padre non è venuto in ospedale a trovarmi perché stava cercando di riconciliare Emilio Esgro, il grande pittore, con sua moglie. E invece quando sono uscito da quell'ospedale, tra le prime persone che mi sono venute a trovare potrei dirvi che c'è stata Bianca Pizzorno, per dirvene una, Tini Neveglia Mantegazza, che sono quelli che hanno inventato il dodo, e negli anni gli amici colorati di mio padre che ho conosciuto sono stati Cocchi Ponzoni, Ricky Gianco, Francesco Guccini. Che fortuna. Certo, per cui questi sono regali che lui mi ha fatto. La cosa divertente era che quando dovevo andarlo a incontrare in Rai c'era questo enorme bancone dove c'erano tutti i manoscritti e i testi che lui controllava, suoi o anche che lui controllava, e io facevo anticamera. Allora in quel momento Bianca Pizzorno mi prendeva, mi portava in giro per gli uffici della Rai e mi faceva scrivere sulla macchina da scrivere di riserva che c'era lì. E la cosa divertente è che poi io guardavo anche tutte le cartoline dei concorsi Rai che mandavano i bambini da casa. E un giorno scrivo una poesia. Questa poesia, che era una poesia molto semplice, che si chiamava La casa dei soldati, e poi c'era l'anima Gli occhi bendati, eccetera, la lascio lì. Mio padre la becca e decide di mandarla al Diro d'Orlando. Questa poesia finisce al Diro d'Orlando e mi invitano con la mia classe, e io non sapevo che c'era la mia poesia. A un certo punto Ettore Andenna mi intervista, c'è questa cosa nelle Tecche Rai, la potete vedere, mi intervista e l'unica parola che il timido Luca Crovi riesce a dire è sei, che era la mia età dell'epoca. Dopodiché prende la mia poesia e la dà in mano a un signore con i capelli ricci, che era Bruno Lauzi, che la trasforma in una canzone e trasforma questo mio pezzo, che era una piccola poesia, in un brano brasiliano. Prima di fare la canzone lì, fa per la prima volta in televisione Genova per noi. Io questo video che vi sto raccontando è un video che ho ritrovato perché la Rai me l'ha mandato dopo che ho fatto uno speciale su Simenon, dicendo guarda cosa abbiamo trovato nel tuo passato. E adesso che io spesso quando vado in giro a presentare libri o faccio spettacoli anche musicali, posso anche cantare, questo brano di cui sono autore del testo lo canto con la musica di Bruno Lauzi. Noi lo manderemo, ma
credo che per una questione di diritti sia piuttosto complicato, quindi wow. Ma in realtà sono l'unico detentore. Bianca Pizzorno, meravigliosa autrice di letteratura per l'infanzia, Clorofilla per esempio. A cielo blu, io quello ho visto le bozze mentre lo scriveva, perché venne pubblicato per la prima volta in una collana di Bietti diretta da mio papà. Ma quel brano di Bruno Lauzi, io non posso chiedere No, in realtà di accennarlo, no, qualcosina. La casa dei soldati, agli occhi bendati, la casa dei pompieri, è andata a fuoco ieri, la 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 la. Questo è il pezzo, poi dopo va avanti con 5 o 6 strofe. Devo dirti che la cosa geniale fu proprio quella la che aggiunse Bruno Lauzi, e a cantarla adesso ho scoperto che in realtà io nell'idea della poesia l'avevo in qualche modo presa da Sergio Endrigo, che all'epoca aveva scritto un bellissimo album dedicato proprio alla casa, e quindi questa cosa qua, io non mi ero accorto che da bambino in realtà ascoltavo quel disco, scrivevo quella poesia, no? Ascoltando la canzone che ne ha fatto Bruno Lauzi, questa cosa poi l'ho ricollegata. Però, a proposito di casa, quindi quanti spunti in casa, e poi a un certo punto Luca Crovi, dopo essersi laureato in filosofia e storia antica, entra professionalmente in un'altra casa, ma una casa editrice, Sergio Bonelli. Entro la Sergio Bonelli editore nel 93, dico giusto, quindi un ragazzotto in questa che è la più grande casa editrice dei fumetti. Entro come ragazzotto e imparo tutto il mestiere del redattore, del correttore, di quello che taglia e smonta i testi, grazie a Tiziano Sclavi, il papà di Dylan Dog, che era stato scoperto da mio papà, che mi suggerisce di andare a fare un colloquio. E lì ho imparato un mestiere editoriale forte, tanto che adesso sono l'editor del commissario Ricciardi di De Giovanni, l'editor dei Bastardi di Pizzo Falcone, sempre di De Giovanni, ho seguito le serie di Deadwood Dick di Lansdale e ho sceneggiato per la Bonelli. I fumetti sono uno strano incontro tra letteratura, scrittura da una parte, disegno, ma anche immaginario cinematografico, e sono montati e realizzati con i lettori che mettono loro la tempistica alla lettura. Tra una vignetta e l'altra c'è un tempo di lettura, c'è un tempo di velocità e c'è un modo di raccontare, che è quello che aggiunge il lettore a quello che tu hai fatto. Certo. Trovo che sia un mondo magico che mi permette poi di dialogare con tanti altri immaginari, e credo che non smetterò mai di occuparmi di fumetti nella vita. Fra i grandi immaginari ovviamente proposti da Bonelli editrice, ovviamente Tex che è una casa che è stata fondata nel 1940, quindi è una lunga storia. Sì, tenete presente Tex, Zagor, Martin Mister, tra l'altro Dylan Dog, insomma, fra zombie e il Ponte del Diavolo di Lugano, abbiamo detto anche una puntata dedicata al Ponte del Diavolo di Lugano. Ma la cosa divertente è che i miei colleghi sostenevano che mi avevano preso in casa editrice perché assomigliavo a Cico, che è il panciuto amico di Zagor. E siccome io ho una propensione a mangiare sia il pollo che il Cile e altre cose, probabilmente era un motivo anche giusto. Ecco, ma frequentare questi grandi immaginari collettivi, passare ore di lavoro, tra l'altro un lavoro che persiste dopo 30 anni, lei è ancora attivo come redattore all'interno della casa editrice Sergio Bonelli, non rischia alla fine di generare una sorta di bolla psicotica, di fantasia, Alice nel Paese delle Meraviglie, di distaccarsi un po' dalla realtà? No, perché in realtà i viaggi che fai fare fantastici sono sempre basati su storie che vengono dal reale. Poi io, contemporaneamente al fatto di fare fumetti, sono sempre stato cronista e ho lavorato prima nella pagina musicale, poi nella pagina culturale, e quindi mi sono trovato a fare cronaca. Spesso poi per la radio mi sono trovato a intervistare persone che avevano storie tragiche dietro, che io intervistavo. Quindi il lato dei fumetti, che è quello colorato, lavorativo, non mi ha discostato in realtà dalla realtà, anche perché devi tenere presente che se io a casa mia sono il Luna Park, io ho una moglie che di mestiere fa l'oncologa, per cui mia moglie mi mette sulla linea giusta e mi fa vedere le cose con un'altra sensibilità, e questo non manca mai. Vedere le cose con un'altra sensibilità. Poi c'è il colore nero, il noir. Com'è che è arrivata questa grande passione per questa pagina della letteratura mondiale, e chi le ha insegnato a guardare nei lati d'ombra dell'umanità? Allora, lì è nata dal fatto che io sono stato fin da bambino un grande lettore di Edgar Allan Poe, di tutti i racconti legati sia all'orrore che al mistero. Da Poe sono passato a Stevenson, che è diventato il mio autore preferito assieme a Stephen King, e poi ho cominciato a scoprire Agatha Christie, i racconti di Conan Doyle, di Sherlock Holmes,
e per la mia Milano, di cui vedo qua Sì, abbiamo parlato del mare, è arrivato il bianco bellissimo, della neve. ma perché questi sono i navigli di Milano Sì. sotto la neve. E per raccontare la mia Milano l'autore chiave per me è stato Scerbanenko, con il ciclo di Duca Lamberti e con i racconti di Milano Calibro 9. Quando ho scoperto che si potevano scrivere delle storie ambientate in Italia di quel tipo, sono andato a leggere i libri di Renato Olivieri che aveva fatto pubblicare mio padre da Rusconi, e ho scoperto che c'era una linea lunga di narratori italiani, dove ho riscoperto Loriano Machiavelli, per dirvene un altro, ma mi sono andato anche a leggere Emilio De Marchi, insomma Matilde Serao, Carolina Invernizio, quindi progenitori di un genere che non è mai invecchiato in Italia, perché racconta il tema della giustizia e dell'ingiustizia nel nostro paese, ed è un genere che ci permette di raccontare la quotidianità delle nostre città e l'evoluzione o l'involuzione della nostra società. Certo, sono tutti temi che tra l'altro lei ha poi studiato anche come ricercatore, pubblicando dei libri, Delitti di carta nostra, un titolo per esempio. Poi è stato poi il mio primo saggio. È il primo saggio, poi ne sono arrivati altri, proprio la storia del giallo italiano, e storia del giallo italiano e la storia del giallo in 50 investigatori, detective, sì, e lì sono i grandi celebri, no? Sì, lì è come aver fatto un album di figurine. Un album di figurine, quindi Holmes, Poirot, Maigret, sembra davvero di dire una squadra di calcio. Pepe Carvalho, cioè ci sono tutti, poi abbiamo messo Nero Wolf, c'è Montalban, cioè ci sono tutti quelli. La cosa incredibile è che hai letto e persino Batman, se non sbaglio. E anche Batman, perché Batman è un detective e vive sull'orientamento noir. Tieni presente che lui risolve casi, anche se nella sua vita vive grandi ossessioni che nascono con la morte dei suoi genitori. L'idea era di fare un album di fotografie e di figurine alle quali poi i lettori ne aggiungessero delle altre. Ma una cosa che non ho capito, molti detective si muovono nei loro quartieri. Adesso abbiamo evocato per esempio Milano, e i suoi romanzi, Luca Crovi, sono ambientati a Milano, ma non solo, e poi ci arriveremo. Però questi grandi detective di cui abbiamo evocato i nomi mitologici praticamente, sono poi letti a livello planetario. Com'è che alcuni escono dal quartiere e diventano dei fenomeni mondiali? E diventano dei fenomeni mondiali quando raccontano un'umanità da una parte e una località specifica che ti fa fare un viaggio. Quindi noi nella casa di Sherlock Holmes ci vorremmo andare per vedere anche il suo mini laboratorio, per vedere il violino che lui suona. Nella casa di Arenaria di Nero Wolf vorremmo andare a mangiare con quello che cucina un cuoco svizzero che si chiama Fritz Brenner, e vorremmo magari bere la birra e giocare a biliardo con Nero Wolf. Chi invece ama seguire Poirot, gli piace andare in giro per il mondo, quindi andare sull'Oriente Express, andare in gita sul Nilo, vivere quegli itinerari particolari che fa Poirot e scoprire anche la propria passione gourmet. Se invece siete un po' più pettegoli o pettegole, Miss Marple è quella che vi porta nelle case, nelle cucine dei vostri vicini e vi racconta i peggiori pettegolezzi. Poi vi regala anche una fetta di torta e vi fa anche bere qualcosa, tipo un tè. Però questa cosa ci rende il personaggio molto familiare. Potrebbe essere Miss Marple una nonna, una zia, è sicuramente un ritratto di Agatha Christie. Tenete presente che quando era una giovane scrittrice, lei amava scrivere stando in una tinozza calda, dove davanti c'era la macchina da scrivere e c'era la fetta di torta, un po' di cioccolata, il tè, e ci stava magari anche più di un'ora dentro, cambiando l'acqua che le stava calda. Quando divenne una scrittrice famosa, decise di andare in alberghi di quart'ordine, dove i vicini disturbavano, dove magari c'erano i topi, il letto era un letto tremendo sul quale non potevi dormire, così ci impiegava meno a scrivere i libri. Libri che rispondono a delle domande: dove, come, cosa, però una domanda che conta è perché. Perché? Vero? Cioè alla fine la letteratura noir è anche una letteratura scomoda che parla della sporcizia che tendiamo a nascondere sotto il tappeto di case a volte. Questa per è una bene. cosa che tra l'altro diceva Derek Raymond spesso, che la nascondeva sotto il tappeto di casa. Non so, abbiamo avuto per esempio ospite anche Massimo Carlotto, che lei ovviamente conosce molto bene, con l'investigatore, l'alligatore, che è un irregolare che si muove fra altri irregolari, dunque in una società di irreietti.
E insomma, lì più che raccontare come Agatha Christie, che ha venduto comunque come la Bibbia, quindi massimo rispetto, però sembra raccontare anche il malessere esistenziale di una società che viene raccontata con la cronaca, però alla fine racconta i disagi, racconta Carlotto. i disagi. Lei, Luca Crovi, nei suoi libri, qual è l'ossessione che emerge? Lei è medium, di quale è la sua ossessione profonda nei suoi libri? A me, nei miei romanzi, che ho dedicato al commissario De Vincenzi, che è un personaggio che ho importato da Augusto De Angelis, mi piace tenere vivo il discorso della memoria, riraccontare la storia dell'epoca che sto raccontando usando crimini veramente successi. Quindi tutto quello che succede nei miei libri è documentato dalle cronache, e a me mi interessa far fare un viaggio ai lettori all'interno di quel periodo, perché vuol dire poi viaggiare nella mia Milano anche oggi, Sì. guardarla con altri occhi, e quindi non faccio un discorso di dossier sociale o morale, faccio in realtà un dossier di viaggio emozionale. Poi è ovvio che quando scrivo un romanzo come L'ombra del Cappione, che è il primo che ho pubblicato da Nero Rizzoli, mi sono preoccupato di raccontare la nascita della strategia della tensione nella mia città, Milano, Sì. che non nasce negli anni 60, nasce in realtà nel 1921 con una bomba all'Hotel Diana e nel 1928 con un'altra bomba che viene messa in piazza Giulio Cesare. Furono bombe messe dai fascisti per creare questa strategia di terrore e di spavento sulla città, ed è una strategia che si è evoluta negli anni, ma è sempre la stessa. Non a caso Carlotto fu il primo a telefonarmi dicendomi: cavolo, sembra che stai raccontando Piazza Fontana, raccontando gli anni '20, e il secondo che fece un articolo per raccontare quel mio libro e quello che avevo descritto fu Carlo Lucarelli, che raccontò quello che io avevo raccontato facendo i paragoni con la strage di Bologna, Sì. e quindi con il tipo di situazione che si può sviluppare in quei momenti. Ed è proprio per Nero Rizzoli che è uscito un libro recentemente, il 5 novembre se non sbaglio, quindi un po' più di un mese. Titolo, io devo confessare che sono un disastro, ho dimenticato il libro a casa, ma anche lei però insomma poteva portarlo. L'ultimo libro, sembrava che dovevo vendere porta a porta. Fare la televendita, aveva paura di passare per quello che fa la televendita. Vabbè, comunque La velocità della tartaruga, che è un ulteriore omaggio che Luca Crovi fa a questo poliziotto costruito negli anni 30 da Augusto De Angelis, commissario De Vincenzi, che non è alla Sherlock Holmes molto deduttivo, ma è più intuitivo e va è a pescare più intuitivo, più emozionale, assomiglia di più a Padre Brown, assomiglia di più a Maigret. Poi entra nella psicologia dei personaggi, racconta anche il contesto. Allora la prima domanda molto shock, innanzitutto abbiamo capito perché lei non porta in giro i libri, no, ha paura di sembrare quello che fa la televendita, ma che emozione si prova comunque quando esce un nuovo libro? Allora è come un bambino, fondamentalmente la cosa divertente è che lo segui fino alla fine e speri che tutto vada bene, che la copertina sia come l'avevi preferita, che il testo funzioni, che non venga modificato, che la stampa sia perfetta. E poi la prima emozione è il feedback che ti danno i lettori. Una delle cose che mi diverte tantissimo è che quando io ho finito un libro sono poi i lettori agli incontri a regalarmi le loro emozioni e a regalarmi delle lettere, delle foto, dell'epoca. E come arrivano i feedback? Attraverso quali canali? Arrivano o direttamente perché vengono le presentazioni, oppure mi scrivono o mi mandano le lettere, e molto spesso io ho usato ricordi di altre persone. Per esempio i nonni di Luca Fassina e di Franco Vanni sono diventati personaggi dei miei romanzi, perché loro, dopo aver letto la mia prima storia, mi hanno detto: ah, ma che bella questa storia della tua bisnonna, io ho un nonno così, e me li hanno portati. Ultimamente mi è capitato di essere portato, non so, a vedere il museo Varzi, che era un pilota che gareggiava con nuvolari, perché lo avevo raccontato. Me l'hanno aperto di notte. Alla fine della presentazione mi dicono: ma lei cosa fa? Erano le 11 di sera. Dico: ma andrei a dormire. Fa: vi apriamo il museo apposta. E mi hanno portato. Mi è capitato di andare a Londra e un ragazzo giovane arriva, mi abbraccia, piange, io mi chiedo: ma chi è questo qua? E lui mi dice: io la ringrazio perché lei nel suo romanzo ha ricordato mia nonna, e non c'è neanche una targa che la ricorda. Allora quei libri, e per quello che ti dicevo lavoro sulla memoria e sulla testimonianza, permettono di raccontare storie che spesso sono state dimenticate, e spesso sono i lettori a portarmi altre storie. Due storie per esempio che si incrociano nella fiction per quanto riguarda La velocità della tartaruga è il furto della Gioconda,
che al Louvre di Parigi, che effettivamente c'è stato, no? Sì. E poi un altro episodio, perché in questo libro appunto il caso è il furto della Gioconda, si parte un po' da lì e poi c'è l'incontro di D'Annunzio con Nuvolari e c'è anche lì l'allusione alla tartaruga, perché un altro fatto realmente accaduto è che D'Annunzio regalò una piccola tartaruga a Nuvolari, grande pilota, uomo della velocità, dicendo l'animale più lento all'uomo più veloce. Poi sullo sfondo c'è Milano in preda al regime, c'è Parigi con Apollinaire, con Picasso. Ecco, io volevo capire, lei comunque che è uno storico, storia antica, quindi ha tutto l'armamentario e anche il metodo per andare a fare un romanzo storico che sia verosimile, d'altra parte anche la penna del mistificatore, dell'inventore di storia, della fiction. Come riesce a far coincidere queste due pulsioni? Allora, la prima cosa, io parto dalle fonti, che devono essere reali, perché se le fonti sono falsificate non puoi andare nel passato. Una volta che ho usato le fonti e le ho raccontate, uso la fantasia per collegare una storia all'altra. Vi faccio un esempio: per collegare D'Annunzio e Nuvolari al furto della Gioconda ho trovato un collegamento vero, cioè D'Annunzio, quando va a Parigi scappando dai creditori, viene contattato dal ladro della Gioconda e il ladro vuole raccontargli le motivazioni del furto. Succede nei giorni in cui Apollinaire e Picasso sono stati incarcerati e questa cosa comporta che i lettori saltano un po' sulla sedia e dicono: ma io sta cosa di D'Annunzio che incontra il ladro non la so, che ha avuto la Gioconda per qualche minuto, per qualche giorno con lui, ma se l'ha inventata. E i lettori vanno a controllare, no? Questa cosa qua. Quando poi io ti dico che D'Annunzio tempo dopo si è incontrato con Nuvolari, anche lì può esserci una domanda: però la tartaruga c'è, la foto c'è, l'incontro c'è stato. Allora il narratore poi entra dentro e aggiunge magari una finta lettera, uno spostamento, un dialogo, ma quando può, se può far parlare i personaggi come avevano parlato all'epoca, prende le notizie dalle lettere, dai giornali, dalle intercettazioni dell'Ovra, tanto per dirti, oppure persino dai video dell'Istituto Luce che ci sono. Questo mi permette di essere veramente credibile e Camilleri mi raccontò una volta, spiegandomi come era nata la concessione del telefono e la bolla di Componenda, dicendomi che quei due libri erano nati da due documenti veri che lui aveva in casa e da quelli poi lui aveva generato i successivi documenti e le successive missive che aveva messo dentro nella storia. Ma ce n'era uno originale, la falsificazione arrivava in quelli successivi e se sei un abile falsario il lettore non si accorgerà se stai mentendo e effettivamente questa cosa di poter giocare tra realtà e fantasia senza essere beccato e individuato mi diverte molto, perché poi io gioco apertamente, non nascondo, sono come quelli che fanno i giochi di prestigio, la mano te la faccio vedere. È che tu sei distratto dalla mano in quel momento. Cioè, se avete visto il film Prestige, bellissimo, con Hugh Jackman, no? Che racconta la nascita del prestigio, sapete che se uno ti tiene l'attenzione in qualche modo ti sta fregando, però ti stai divertendo talmente tanto per il gioco che sta facendo che rimani lì. E l'idea nei miei libri è di creare un meccanismo di gioco che sia tra te e il lettore, non solo io che ti racconto la verità, sei tu che devi aggiungere delle verità a quello che stai leggendo. Quindi il trucco è che quando hai finito il libro o vai a fare delle ricerche o continui comunque a rileggerlo per capire veramente cosa c'era di vero e cosa c'era di falso. Qual è il libro più bello che ha scritto? Allora, quello probabilmente più schierato per certi versi, che fa una ricostruzione storica secondo me incredibile, è il secondo che ho scritto, che si chiama L'ultima canzone del Naviglio, che racconta come i Navigli sono spariti a Milano e che ha come protagonista Arturo Toscanini, del quale io mi sono innamorato come personaggio e quando l'ho raccontato, ho raccontato anche le liti che ha avuto col fascismo, insomma, e tutte le sue risposte anche pubbliche, mi ha permesso di raccontare cos'era successo a Milano. E poi ho avuto una grande emozione. Quando ho finito il libro, ho portato mia figlia al conservatorio a fare il test come violinista per entrare. Mentre aspetto, sono lì che passeggio, entro e vedo una teca. In questa teca c'era il vestito di scena
lo spartito e la bacchetta che Toscanini aveva usato e che io avevo raccontato nel mio libro, per cui in quel momento mi sembrava di essere nel mio romanzo, per cui a quel libro lì sono molto legato per questo motivo, ma trovo che tutti i libri che ho scritto sono come la prosecuzione di una lunga storia che sto narrando sulla mia città. Una città che è cambiata, Sì, tantissimo. una città che lei racconta anche con un piglio a volte un po' nostalgico, è una Sì. città degli anni 30, poi c'è La Milano, Scigliera la c'è la che più Milano è, di Iannacci, ma intanto le nebbie sono diradate, intanto c'è un centro che si è dedicato ad un lusso un po' posticcio e fake e con delle periferie, ma leggiamo negli articoli di cronaca in preda magari a certi crimini, insomma. Vabbè, questo è con, Ma in realtà con tutte le strumentalizzazioni politiche del caso. È una città troppo veloce, ecco, in questo momento, se te lo dovessi dire. Per quello che ho voluto anche scrivere un libro che si chiama La velocità della tartaruga, perché vorrei che la mia città guardasse un po' di più al suo passato e a se stessa. Se no sono un po' troppo queste week che devono essere meravigliose, incredibili, la Milano eccetera. Fighetta che un po' è... Poi tenete presente che Milano è cambiata in vari periodi e ha contenuto in sé tante città, tante emozioni, tante tradizioni. Deve cercare di mantenerle tutte. È ovvio che le due grandi Expo, cioè quella che arriva al primi del Novecento e quella che è arrivata di recente, l'hanno ritrasformata. Questa energia positiva deve essere rienergizzata anche in un discorso culturale, artistico, eccetera, al quale deve rispondere la città. E se devo sfondare una porta, io che sono appassionato di musica, la mia città non ha spazi musicali adeguati e hanno chiuso molti locali, quindi i giovani musicisti non sanno dove andare a suonare e secondo me inventare anche degli spazi idonei ulteriori per la città è un arricchimento. Poi è ovvio che i teatri funzionano, eccetera, però regalarci qualcosa in più non ci farebbe male. Io devo purtroppo chiudere in pochissimi secondi guardando al futuro, visto che è appena stato pubblicato l'ultimo, ma non è mai l'ultimo libro. In prospettiva cosa c'è in pochi secondi Allora, per Luca Crovi? Posso dirvi che l'anno prossimo ci sarà il centenario di Andrea Camilleri e sto lavorando a un libro che è una storia della sua biografia. Uscirà da Salani e sto lavorando assieme alla famiglia e al Fondo Camilleri per questo libro. Mi sto divertendo molto da storico, da letterato e da appassionato della vita di Camilleri. E poi ci vedremo a maggio per tutti i colori del giallo. Il 14, 15 e 16 maggio a Bassaglia. È già in agenda. Grazie a Luca Crovi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo capitolo del grande libro dello specchio. Dai, l'ho chiusa così. Buona serata. Lo specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.